le aragoste fatte a cuoricina, la pasta fatta con il cuore, perché quando cucini come cucinava mamma, ti, guarda qua, la cucina più bella di mamma, ci sta. Buongiorno a tutti, oggi facciamo la regina del mare, una bella aragosta con paccheri. Gli ingredienti sono aragosta, paccheri, pomodorini, sale, uogli, prezzemolo e aglio. Vieni. Togliamo l'intestino, che l'intestino lo porta qua. Ok? Uno e una due. Guardate qua. Extra veggie e aglio. Abbondiamo con l'aglio, perché l'aglio troppo sfrezzicato, con gli zamma, però gli zamma dorato non lo facciamo bruciare, che l'aglio è bello, però bruciato dà fastidio. Come fa? Vedi? Frecce che la calamma aragosta prima al lato del guscio, ma ci farò solo tanto bello. Uno e una rete, prendo lo fuori, sì. Abbiamo cotto il lato del guscio, la giriamo e la facciamo rosolare il lato della carne. Vedete? Ci aggiungiamo un po' di vino bianco, mettiamo la cottura a calammi paccheri, un po' di pomodorini, ma pochi, non tanti, un po' di sale, ci aggiungiamo acqua della cottura della pasta. L'aragosta va tolta, guardate qua, perché la carne non deve cuocere tanto. Paccheri belli ardenti, guardate qua, belli duri, la ficciamo, finire di cuocere dentro al sughetto dell'aragosta. Guardate sti paccheri, mamma mia che spettacolo. Aggiungere l'acqua e la pasta. L'aragosta la facciamo a pezzi così belli grandi. Raga, assaggiatela pure voi, È croccante, non deve essere troppa cotta, è uno spettacolo. Fiamma spenta, prendiamo l'aragosta e ci mettiamo a la facciamo. Dare un po' di caldo. Guardate, ma questa è crema vera. Questo è un quadro, vero un quadro d'autore, guarda qua, Peppe di Napoli filmato, guarda qua, le aragoste fatte a cuoricina, la pasta fatta con il cuore, perché quando cucino come cucinava mamma, ti, guarda qua, la cucina più bella di mamma, ci sta. Mamma mia, che può di caffè! Ci può vedere che può di caffè! Guardate qua! Andate a sto giochetto! Ci vediamo alla prossima puntata. Poi ci accasciamo!